Salve a tutti, benvenuti a Soundtrack City, nuova puntata del nostro magazine dedicata ai libri. Allora, oggi ci divertiamo abbastanza, insomma, perché si tratta di materiale divertente, ecco, fondamentalmente divertente. Parleremo di un libro dopo questo, registrando i Beatles, un libro di Jeff Emerick, che altro non era che il tecnico del suono di tantissimi dischi, appunto, dei Beatles. Ma prima Massimo Privitera ci parla del giallo. Dal momento che noi siamo circondati dal giallo dei nostri loghi Soundtrack City, fai vedere un po' questo volume. Cade a fagiolo il libro di Giuseppe Ferdico, colonne sonore in giallo, jazz e pop nel thriller. Allora, innanzitutto nella copertina non c'è niente di giallo, per cominciare. Però c'è, si intravede, non so se notate bene, quasi un profondo rosso lì. Okay. È vero che non c'è niente di giallo, però il giallo non è inteso come colore, ma è inteso come, ovviamente, il genere. Lo sappiamo benissimo, il noir, il thriller e chi più ne ha più ne metta. Devo dire che Giuseppe Ferdico, questo autore, questo saggista, questo musicologo, questo che poi in Italia ha portato in giro molti, diciamo, si è occupato sempre della musica jazz in tutti i suoi aspetti, è uno scrittore non vedente dal 2006 che è anche autore di gialli. Ha pubblicato una trilogia che si chiama Sergio Porta, investigatore non vedente, e devo dire che è molto divertente perché all'interno di questi racconti thriller, noir, lui poi mette in mezzo sempre colonne sonore, comunque di rimando, c'è sempre la musica, ci sono ovviamente citazioni cinematografiche a destra e a manca. Ora però focalizziamoci su questo libro. Tra l'altro ci tenevo a leggere una frase di stima da parte di Più Avati a Giuseppe. Caro Giuseppe, hai trovato davvero un modo creativo di gestire i tempi del lockdown, perché questo libro nasce in pieno lockdown. Questo dimostra, ti sono riconoscente dell'esempio, come anche dalle peggiori disgrazie possono scaturire momenti di vitalità e di speranza. Devo dire che la speranza è quella della musica applicata alle immagini, che poi in questo caso questo libro è dedicato da parte di Ferdico ad Agatha Christie, ovviamente, ad Alfred Hitchcock, e vabbè, è lì nomen omen, ma soprattutto al jazzista e musicista e compositore Miles Davis. Allora, è un libro dove lui tratta in alcuni capitoli nello specifico, ma ci tenevo anche a citarveli questi capitoli, perché è un libricino veramente condensato, ma pregno da molti punti di vista. Allora, ci sono diversi capitoli, c'è quando il jazz si veste di giallo, poi c'è Edgar Allan Poe, grande maestro del brivido, e altri autori a lui legati. Poi c'è il giallo Mondadori, che se li dimentica, i mitici libri della Mondadori e gli scrittori italiani, e poi si arriva ai film gialli e alle colonne sonore. E qui Ferdico si focalizza, citando anche alcuni momenti, alcuni fotogrammi, alcuni momenti essenziali del film e della colonna sonora, in Ascensore per il patibolo, Anatomia di un omicidio, Psycho, La Pantera Rosa, che potrebbe sembrare una commedia, ma tra l'altro è una commedia gialla, e poi lì sapete che Rimancini che cosa ha composto, L'amico sconosciuto, Il giustiziere della notte e Profondo Rosso, che poi vi faccio vedere è in copertina. Quindi passiamo da jazz all'elettronica, al prog, al rock, al sinfonismo, in tutti i suoi aspetti, dove comunque prevale sempre la forma jazzistica. Il contenuto è molto anche carino, simpatico, pieno zeppo di iconografia, e devo dire che ha anche un taglio Ferdico nel commentare, nel descrivere i film e le relative colonne sonore. Parliamo di autori come Herbie Hancock, Harry Manzini, Bernard Herrmann, Miles Davis, Elmer Bernstein e alcuni altri. Comunque, colonne sonore in giallo, jazz e pop nel thriller, devo dire che è una bellissima e piacevole lettura. Allora, e di piacevolezza in piacevolezza passiamo a questo secondo libro, Registrando i Beatles, Coniglio editore, scritto da Jeff Emerick e Luigi Abramo. Dunque, chi è Jeff Emerick? È niente di meno il tecnico del suono di tanti album dei Beatles, ma in particolare di Revolver, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band e Abbey Road.
Ora, vuol dire che stiamo parlando di un autore che è stato sin dalla prima ora negli studi di registrazione con i Beatles. Questo che vuol dire? Vuol dire che ce ne sono tantissime di pubblicazioni dedicate ai Beatles, io stesso sono un collezionista di tutto questo, ma qui stiamo parlando di un testimone diretto, ma diretto, cioè colui che stava all'interno degli studi di registrazione, tra l'altro Abbey Road stesso, dall'altra parte del vetro. Chi è stato in studio di registrazione sa quanto sia importante il rapporto tra musicista e tecnico del suono. Il tecnico del suono spesso è anche una sorta di confessore dei musicisti, è lì in prima linea quando accadono anche cose spiacevoli, litigi, ma anche cose molto allegre, divertenti. Ecco, è proprio uno di loro. Si parla spesso dei Beatles, no? Del quinto Beatles che poteva essere George Martin, Brian Epstein, insomma tanti. Lui sicuramente è uno che fa parte di quel cerchio magico lì, perché ne ha viste e sentite soprattutto di tutti i colori. Ecco, lui ci parla di questo rapporto, ci parla della prima volta che vede questi ragazzi che vengono da Liverpool in sala, un po' provincialotti, guardati dall'alto in basso da George Martin, che invece è un uomo molto elegante, aristocratico, londinese. Il primo giorno si presentò George Harrison con un occhio pesto, perché il giorno prima, la sera prima, era andato in un pub e ha fatto a botte con qualcuno. Vedono questi personaggi e comunque già cominciano a capire che questi personaggi hanno dentro una rivoluzione che sta per crearsi, ne hanno contezza sin dall'inizio. Ma è interessante scoprire come in quei tempi la sperimentazione andava di pari passo con il piacere di suonare magari la canzone pop, cioè si mischiava tutto quanto insieme. È stato un momento dove c'è stata la famosa tempesta perfetta, cioè dove la creatività andava a spasso con le nuove scoperte tecnologiche, il multitraccia. Siamo partiti che Jeff Emerick partiva con un nastro a 2 tracce, poi è arrivato a 4, poi è arrivato al mixer multitraccia. Insomma, vi vado a leggere dalla recensione che ho scritto appunto per Colonne Sonore, per dire che cosa succedeva nello studio. Allora, contemporaneamente il racconto si anima però dello spirito freak dell'epoca, così degnamente rappresentato dai Beatles, guardato tuttavia senza alcuna piaggeria o soggezione da Emerick, a volte con rispettoso stupore e altre con divertito sarcasmo. Le lunghissime sedute di improvvisazione del quartetto che sfinivano tutto il personale fino a tarda notte, gli orari di lavoro improbabili, le tensioni tra i musicisti, discografici e gruppo di lavoro, l'uso di droghe che alteravano i sensi ma anche i piani di edizione, gli slanci creativi e le conseguenti richieste assurde, come quella di microfonare un palcoscenico rotante. Ricordo che all'epoca non è che c'era il wireless, cioè c'erano i cavi. E infine la presenza in studio di strambi personaggi, come ad esempio Magic Alex, che convinse John Lennon a finanziare la realizzazione di un disco volante con una speciale vernice che lo avrebbe reso invisibile. È tutto vero, non è finto. In questo senso, un aneddoto particolarmente indicativo dell'atmosfera che si poteva respirare è quello dove si narra di una sessione in studio in presenza di un perplesso George Martin, alla quale furono invitati degli amici per aggiungere alla registrazione suoni di folla e di battiti di mano, insomma, suoni di festa. Arrivò Brian Jones, il chitarrista dei Rolling Stones, che si presentò però sorprendentemente non con il suo strumento, la chitarra, ma con un sassofono. Un momento esilarante che Emerick descrive nel libro così: lo spirito del tempo era tale che la reazione di John e Paul fu: ok, lasciatevi suonare il sax allora, cosa che fece, sebbene non con grande talento. Ecco, tutto questo capitava nello studio. Capite bene che non era solo la realizzazione di un disco, quello che succedeva lì dentro, era proprio la storia vera e un modo di vivere, di pensare
e di fare musica che adesso, ahimè, un po' si è perso. Un po' parecchio. Va bene, allora facciamo vedere questi due libri, Registrando i Beatles, edizione Coniglio di Geoff Emerick e Luigi Abramo, e poi Giuseppe... colonne sonore in giallo, jazz e pop nel thriller della Musicians e Producer SRLS di Giuseppe Ferdico. Buona lettura a tutti e alla prossima con Soundtrack City. Ciao Massimo. Ciao Marco.